Abbiamo 4.000 ospiti che non hanno il sostegno della Regione. Oggi le rette variano per chi entra con l'impegnativa sociale da 57 a 69 euro. Senza l'impegnativa regionale le rette arrivano a 117 euro e quindi questo diventa un esborso quasi 3.800 euro al mese per questi anziani. Parte da Treviso una raccolta firme diretta al presidente Stefani, agli assessori Gerosa e Roma e al presidente di Anci Veneto Mario Conte per chiedere che si intervenga a favore delle migliaia di anziani che oggi sono vittime del caro rette, di liste d'attesa chilometriche per entrare in struttura e soprattutto non fruiscono delle impegnative regionali che sgraverebbero i privati di circa metà del costo. Per questo Gallina propone anche una soluzione alternativa. Chiediamo alla Regione di intervenire nel sbloccare, no, la possibilità di dare questa impegnativa, ricorrendo magari anche a una tassa di scopo. La legge lo prevede, no? E io credo che i cittadini veneti non si rammaricheranno se pagano una tassa per consentire agli anziani di poter entrare dentro le RSA senza subire un esborso economico importante. Una situazione gravissima che costringe molti a rivolgersi al privato. Oggi sono 2.000 gli anziani in lista d'attesa nella sola provincia trevigiana, 10.000 nel Veneto, ma la richiesta dei familiari va anche oltre. Chiederemo quindi, dicevo, anche alla Regione di rivedere quello che è il contributo sanitario che viene dato da 52 a 57 euro. È fermo da più di 8 anni, non è adeguato all'inflazione, quindi chiediamo alla Regione di intervenire in questo senso. Chiediamo anche alla Regione di mettere un tetto al costo delle rette. No? Fino adesso ognuno è libero di fare quello che vuole. Una petizione di carattere etico, prosegue Gallina, che non vuole far abbassare le rette alle RSA perché dice i costi ci sono, i lavoratori vanno pagati, ma che deve portare la Regione più vicino ai cittadini. Il problema probabilmente a breve scoppierà, nel senso che gli anziani aumenteranno sempre e ci sarà sempre più bisogno, diciamo, di strutture per poterli accogliere. Si potrà firmare sabato 25 aprile nei portierati delle RSA cittadine e se non sarà sufficiente saranno allestiti anche dei gazebi.